Utilizzare la diplomazia del business per condizionare le scelte di una politica internazionale che in questo periodo non sembrano giovare agli scambi tra due macro aree che invece sono complementari tra loro. È questo l'obiettivo dichiarato del Forum Eurasiatico, giunto alla 10ª edizione, che è stato inaugurato questa mattina dalla sottosegretaria della Presidenza del Consiglio Elena Maria Boschi e che proseguirà anche nella giornata di domani presso il Palazzo della Gran Guardia a Verona. Oltre 1000 imprese, più 75% rispetto al 2016, 60 speaker e 25 nazioni rappresentate per un interscambio Italia-Unione Economica Eurasiatica, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Armenia e Kirghizistan, che nonostante le difficoltà del triennio 2013-2016 è riuscito a crescere nei primi 8 mesi di quest'anno del 22,7%, 1 miliardo in più rispetto allo scorso anno. Sul palco questa mattina, oltre alla Boschi, anche l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, l'ex cancelliere tedesco Schröder, l'imprenditrice e presidente ENI Emma Marcegaglia e tanti altri ospiti moderati dal presidente dell'associazione Conoscere Eurasia Antonio Fallico. Dei relatori assolutamente qualificati perché insomma dall'ex cancelliere Schröder a Romano Prodi a presidenti di tutte le più grandi aziende nel settore dell'energia, della tecnologia, quindi è veramente un'eccellenza che siamo lieti di ospitare da 10 anni, ma che ritengo debba essere ancora implementata a vantaggio della nostra città, perché la nostra città è veramente, e la presenza del forum qui lo dimostra, la porta d'ingresso per tutto quello che riguarda il turismo, l'economia, il mondo imprenditoriale dall'est, quindi dal mondo eurasiatico verso l'Europa, e quindi la nostra posizione geografica deve essere messa a frutto per creare una vera e propria dimensione internazionale della nostra città.